Approvato a maggioranza il bilancio di previsione Rapallo, invariate le tariffe e le agevolazioni fiscali. Per l'estate è prevista la sospensione dei cantieri, arrivate le prime travi per la copertura del San Francesco. Sulla riorganizzazione della rete ospedaliera interviene il Comitato Assistenza Malati Tigullio, indietro di 3 anni, dice il presidente Giancarlo Mordini, rispetto alla nostra proposta, ma necessaria per potenziare la sanità. Dal Libano alla Terra Santa fino al Sudafrica sono state selezionate le mete dei pellegrinaggi diocesani per il 2019. Per ogni viaggio al centro l'incontro con le comunità locali. Fare politica con la P maiuscola, invito ai giovani formulato dal Papa e ripreso a Lavagna nel dibattito organizzato dalla Consulta diocesana di pastorale giovanile. C'è una rete per sostenere le mamme, la ASL 4 l'ha presentata stamattina nel corso di un convegno a Chiavari, fondamentali i sostegni per prevenire la depressione postpartum. Debutto questa sera nel palinsesto di Telepace per lo Scrigno delle Perle, viaggio nella storia sul territorio del Tigullio e non solo, curato da Francesca Marini. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Con i voti della maggioranza e 2 contrari, i consiglieri Tassara e Mele, il Consiglio Comunale di Rapallo ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021. Nel documento contabile non è previsto alcun inasprimento delle tariffe fiscali. Confermate anche le agevolazioni e la non applicazione dell'addizionale IRPEF. La seduta si è conclusa dopo circa 5 ore di discussione. Vediamo. Chi si astiene? Nessuno. Chi vota contro? 2. In particolare Tassara e Mele. Chi vota a favore? I restanti 12. La pratica è approvata a maggioranza. Con i voti della maggioranza il Consiglio Comunale di Rapallo ha approvato uno degli atti amministrativi più importanti, il bilancio di previsione 2019-2021, che delinea la programmazione e le linee di indirizzo del prossimo triennio. Ad illustrare il documento contabile i membri di giunta, in particolare l'assessora Alessandra Ferrara con delega al bilancio e alla programmazione e Arduino Maini, assessore ai lavori pubblici per l'aggiornamento del DUP, documento unico di programmazione. Il bilancio chiude con un pareggio di 42.256.268 euro. Le voci più consistenti per quanto riguarda le uscite sono la spesa corrente pari a 30.662.000 euro e la spesa in conto capitali di 6.679.000 euro. Sul fronte della pressione fiscale nessun inasprimento per i cittadini rappallesi. L'amministrazione ha confermato per il prossimo anno le stesse tariffe già in vigore sia per quanto riguarda IMU, Tari e Tasi, con tutte le agevolazioni già previste, e non è stata introdotta l'addizionale IRPEF. In merito alle opere pubbliche, la città ha già attivi in questo momento circa 37 cantieri che andranno via via completandosi nei prossimi mesi. A fine marzo inizio aprile, con l'approvazione del conto consuntivo, si potranno programmare nuovi interventi sulla base dell'avanzo di amministrazione. L'ampio dibattito in Consiglio Comunale è stato proprio concentrato sui lavori e i conseguenti disagi per viabilità e le criticità dovute ai rallentamenti dell'attuazione degli stessi. A sollevarlo i 2 consiglieri di minoranza presenti in aula, Paola Tassara e Mauro Mele. La rassicurazione in merito è che per il periodo estivo i cantieri saranno sospesi per poi riprendere il loro corso a settembre. Nel frattempo, da questa mattina sono arrivate a Rapallo le prime travi che serviranno alla copertura del torrente San Francesco. Con la loro posa si andrà, sebbene solo in parte, a risolvere le criticità viarie, riaprendo il tratto del lungomare rappallese. In questi giorni sono stati aperti i nuovi cantieri per la riorganizzazione della rete ospedaliera dell'ASL 4 chiavarese. In particolare i trasferimenti riguardano alcune specialità attualmente ospitate all'ospedale di Sestri Levante e che saranno trasferite a Lavagna e Rapallo. Sull'argomento interviene oggi il Comitato Assistenza Malati Tigullio che in anticipo sul piano sanitario regionale aveva già 3 anni fa proposto l'attuale schema di riorganizzazione dei servizi sanitari. Il Comitato Assistenza Malati Tigullio plaude all'avvio della riorganizzazione della rete ospedaliera dell'ASL 4, rammentando tuttavia che la proposta del Comitato stesso risale ad almeno 3 anni fa e che, se fosse stata ascoltata, tutto il comparto sanitario del Tigullio beneficerebbe già degli effetti della razionalizzazione dei servizi. Nessuno ha ricordato questo fatto, noi non vogliamo nessun merito naturalmente, però diciamo che
se si faceva quando noi abbiamo proposto questo progetto, avremmo guadagnato 3 anni. Quello avviato in queste settimane è solo il primo tassello di un progetto che punta a dotare l'ospedale di Lavagna di tutti i reparti necessari per diventare un DEA di primo livello. Quando il piano sarà completamente attuato, ogni struttura ospedaliera avrà il suo ruolo ben definito e funzionale. Per Sestri Levante la vocazione dominante sarà quella di un centro riabilitativo. Ma certo, diventerà un grande centro riabilitativo, c'è un progetto molto all'avanguardia, quindi anche i sestresi dovrebbero essere contenti di questa situazione, di questa idea, perché porterà grandi risultati a Sestri Levante. Il comitato caldeggia anche la nascita delle case della salute che potranno offrire servizi sul territorio immediati. Se si realizzasse la Casa della Salute, che è quella struttura dove ci sono tutti i medici di famiglia e tutti gli altri medici della Guardia Medica, c'è praticamente un pronto soccorso 24 ore su 24. Quindi Sestri Levante avrebbe la sua Casa della Salute col suo piccolo pronto soccorso. Rapallo lo stesso, è inutile che vadano a chiedere la luna. È semplice, basta realizzare la Casa della Salute. Certo che non bisogna avere interessi politici, è questo, e quindi bisognerebbe essere astratti da questo tema. E c'è un botta e risposta fra il consigliere regionale del Partito Democratico Luca Garibaldi e la direzione dell'ASL 4 Chiavarese in merito proprio alla riorganizzazione della rete ospedaliera. Garibaldi critica il fatto che i reparti siano già stati portati via dall'ospedale di Sestri Levante e che per riempire gli spazi vuoti servano invece tempi lunghissimi a causa dei vincoli previsti dal codice degli appalti. Secondo Garibaldi è stata attuata una politica dei 2 tempi. Il fatto che la riorganizzazione fosse già prevista nel piano sociosanitario del 2017 conferma che l'attuazione è stata troppo lenta, specie per quanto riguarda Sestri. Garibaldi si chiede se questa scelta sia stata fatta con obiettivi politici o a causa di una mancanza di programmazione e gestione dell'organizzazione sanitaria. In una nota la direzione dell'ASL 4 rassicura invece in merito alla tempestività, alla correttezza ed alla trasparenza del percorso intrapreso, sottolineando come l'ospedale di Sestri Levante abbia ricevuto le stesse attenzioni programmatorie degli altri ospedali. Le attività legate alla riorganizzazione sono fra loro connesse. Il trasferimento dei reparti di urologia, otorino-laringoiatria e day surgery dall'ospedale di Sestri Levante a quelli di Lavagna e Rapallo sono stati preceduti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali negli spazi destinati ad ospitarli. Infatti è stata trasferita per il momento solo la parte relativa alla degenza e non quella relativa agli interventi ambulatoriali, il che però non permette l'avvio dei lavori di adeguamento previsti. Nella nota della ASL si legge che tutti i tempi previsti per le procedure e gli investimenti sulle strutture sono stati assicurati e la rete ospedaliera dell'ASL 4 prevede una programmazione organizzativa efficace e senza buchi. Al momento, informa la ASL, sono in corso le procedure per l'affidamento dei lavori su tutte le strutture per un ammontare complessivo pari a circa 8 milioni e 700 mila euro, di cui oltre 3 milioni destinati all'ospedale di Sestri Levante. Ora apriamo la pagina diocesana, prosegue la visita pastorale del Vescovo per ambiti del Vicariato Sturla e Graveglia. Domani mattina alle 11 nella chiesa di Sant'Antonio di Ponto, Rianè, Monsignor Alberto Tanasini presiederà la celebrazione eucaristica per tutti i fedeli dell'ambito. Nell'occasione amministrerà il sacramento della Cresima. In serata, a partire dalle 19, al villaggio del Ragazzo di San Salvatore si terrà l'incontro con i giovani del Vicariato che sarà preceduto dalla cena. L'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Chiavari propone un nuovo programma di viaggi per il 2019. Il primo sarà in Libano e si svolgerà dall'1 all'8 aprile prossimi. Per prenotarsi c'è tempo fino al 28 di febbraio, contattando l'Ufficio di Curia il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12. Vediamo. Qual è lo spirito con cui ci si mette pellegrini per scoprire nuove mete? All'inizio dell'anno abbiamo cercato, come pellegrinaggi diocesani per la diocesi di Chiavari, di pensare anzitutto alla fonte, all'origine per cui ci muoviamo. E subito mi è venuto in mente un inno delle lodi, che recita così: un canto nella notte nella ricerca di un volto, il volto del mistero. Ed è proprio lì, forse in una maniera anche inconsapevole, che ci muoviamo, che diciamo perché no, proviamo ad andare.
Ed è così tutte le volte che noi non teniamo a bada il nostro desiderio di assoluto, di ricerca, la volontà di esplorare, di andare fino in fondo, di stare al centro della situazione per poterla conoscere, perché soltanto chi ascolta conosce e non chi è mosso da un pregiudizio. Ecco, alla luce di questo abbiamo ideato 3 pellegrinaggi al momento, probabilmente poi ne nasceranno altri. Il primo in ordine di tempo è il Libano, che sarà dall'1 all'8 di aprile. Successivamente torniamo in Terra Santa, questa volta con un percorso totalmente nuovo, affiancato alla Giordania. Andremo subito ad Amman, da lì Petra, che è subito un grande richiamo. Il Wadi Rum, con la notte sotto le stelle, nelle tende, poi attraverso Aqaba faremo anche rientro. Dopo aver conosciuto anche altre situazioni, Cerash, il Monte Nebo, faremo rientro nella Terra Santa, nella terra di Gesù, partendo dal basso, quindi salendo da Hebron, Masada e quindi Gerusalemme, Betlemme, Tel Aviv e Emmaus. Il nostro percorso poi si concluderà a fine anno, ad ottobre, con il Sudafrica, andando proprio a conoscere delle realtà, delle situazioni anche molto diverse dalle nostre, perché se dobbiamo dire qual è il cuore del nostro pellegrinaggio è proprio andare in ricerca del mistero, di sé e dell'altro, qualsiasi altro, in qualsiasi percorso egli si muova. Tutte le informazioni si possono raccogliere anche sul sito pellegrinagidiocesichiavari.it, che è stato rinnovato recentemente. Le parrocchie di Santa Margherita Ligure proseguono sul solco del tavolo sinodale, del lavoro sinodale, dei tavoli tematici, e questa sera a partire dalle 19 all'Auditorium Santa Margherita a Santa Margherita Ligure organizzano un incontro di presentazione dei 5 tavoli di lavoro con i quali proseguirà il cammino parrocchiale. Don Paolo Zanandreis, responsabile dell'Ufficio Pastorale del Lavoro, illustrerà i 5 temi: comunità sostenibile, comunità in rete, comunità accogliente, comunità viva, comunità giovane. Chi volesse dare il proprio contributo potrà iscriversi a fine serata oppure la settimana successiva, segnalando ai parroci oppure segnandosi negli appositi elenchi affissi nelle chiese parrocchiali. Fate politica con la P maiuscola è l'invito che Papa Francesco ha formulato in occasione della festa per i primi 150 anni di vita di Azione Cattolica. Un invito alto e forte che riguarda tutti, ma in modo speciale i giovani, e che la Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile, in continuità con il lavoro intrapreso nel Sinodo dei Giovani dei Vescovi, ha ripreso con un convegno organizzato a Lavagna con 4 testimoni che hanno dialogato appunto con i ragazzi. Cosa significa fare politica con la P maiuscola? È innanzitutto dare una disponibilità per gli altri, è leggersi e leggere l'altro all'interno di una società e leggere la società, il contesto cittadino, il contesto regionale e nazionale come il luogo in cui poter realizzare se stessi e quindi un proprio bene e un bene comune, perché il bene di ciascuno dipende dalla realizzazione di beni più grandi che riguardano tutti. La gioia che provi quando riesci a fare qualcosa per il prossimo ti ripaga di tutti i sacrifici anche personali che la politica ti impone, ad esempio quello di sottrarre spazio alla propria famiglia e alla propria vita privata, però ribadisco ne è valsa la pena. Insomma. Un consiglio pratico per un giovane? Ecco, il suggerimento che darei è quello di andare ai consigli comunali, parlare del proprio territorio, della propria comunità, delle cose che si fanno, delle difficoltà che ci sono, per poter poi formulare un giudizio anche più consapevole. E chissà che qualcuno magari non si appassioni e poi insomma, si avvicini e domani possa ricoprire ruoli di rappresentanza come io ho avuto la fortuna di fare. Insomma. Cosa hai imparato ad alcuni mesi dalla tua elezione in Consiglio Comunale? Le cose che ho imparato in realtà sono tante. Sia anche prima della mia elezione, perché ho imparato cosa vuol dire fare una campagna elettorale, cosa vuol dire partecipare poi il giorno delle elezioni e poi tutto il processo che c'è dopo, l'insediamento del consiglio, le regole di un consiglio comunale e soprattutto la conoscenza di una macchina comunale. È un bel compito, sto imparando a fare questo compito al meglio, diciamo. L'incontro con l'altro, la possibilità di entrare nelle storie, nelle vite, di cercare di trovare le risorse nostre, loro, per risolvere i problemi, è stata una cosa nutriente, una cosa arricchente.
faticosa ma sicuramente arricchente. Credo di aver guadagnato di più di quel che ho dato. A un giovane che cosa consiglia oggi che volesse davvero mettere le mani in pasta per il bene degli altri? Di occuparsi degli altri a tutto campo. I ragazzi sono invitati a riprendere i contenuti della serata nel corso di un laboratorio che si terrà venerdì 1 marzo, sempre a Lavagna e sempre alle 20:45. Telepace trasmetterà la registrazione dell'incontro domani sera alle 21:10 al canale 15 Telepace 1. La rete dei servizi territoriali ed ospedalieri dell'ASL 4 per l'accompagnamento nella gravidanza e nella nascita di un figlio è stata presentata questa mattina nel corso di un convegno dal titolo Essere donna, nascere mamma. Vediamo. Il progetto dell'ASL 4 per la prevenzione e la diagnosi precoce della depressione postpartum è portato avanti assieme dal Dipartimento Materno Infantile e dal Dipartimento Salute Mentale attraverso le varie professionalità. Il gruppo di lavoro ha avviato una procedura che prevede la somministrazione di un questionario nel secondo trimestre di gravidanza per scovare i segnali della depressione. Abbiamo aperto il vaso di Pandora, nel senso che abbiamo scoperto un territorio inesplorato, nel senso che io non mi aspettavo che ci fossero così tanti problemi nelle donne, nelle famiglie, nelle coppie, eccetera, e quindi anche contenerli non è stato facile. Poi la presenza delle psicologhe, della rete, del parlarci è servito veramente ad aiutare le donne per il sostegno di qualsiasi cosa e anche capire meglio le donne in generale e ad avere un altro linguaggio. Importante la rete territoriale. Il percorso nascita dell'ASL 4 prevede un accompagnamento fin dall'inizio di una gravidanza all'interno dei consultori, il che garantisce anche una continuità con l'ospedale, fondamentale non solo nel percorso di avvicinamento al parto e nella gravidanza fisiologica, ma anche nel periodo post-nascita. Accanto a questo poi abbiamo anche delle prese in carico individuali della psicologa per quello che riguarda le situazioni di fragilità, che non devono essere per forza considerate solo come le situazioni di fragilità che dipendono dallo screening che è stato fatto per la depressione postpartum, ma possono essere delle situazioni di fragilità con meno implicazioni diciamo di rischio psicopatologico, ma non per questo devono essere sottovalutate. Noi abbiamo un interscambio continuo e una rete di servizi che è il nostro punto di confronto con le altre istituzioni. La maternità è la cosa più bella per una donna, è il momento più interessante della vita e io spero che nessuna donna debba o pensi di dover rinunciare alla maternità per fattori esterni a lei. Mediterraneo Servizi organizza per lunedì 11 marzo un Open Day delle strutture operative di Palazzo Cambiaso, Convento dell'Annunziata, Palazzo Fasce e Biblioteca del Mare a Sestri Levante, per far conoscere le modalità di gestione dei servizi affidati e fornire informazioni sulla propria organizzazione aziendale. La giornata della trasparenza, giunta alla quarta edizione, è un'attività rivolta principalmente ai cittadini in cui sono illustrati i risultati raggiunti e i successivi obiettivi. Ora la rassegna stampa, poi tutti gli altri aggiornamenti e servizi. Dalla prima pagina di Avvenire in trincea sui conti, ma niente bocciatura, Tria, rivedere le regole europee, torna la proposta Unione Europea, fondi solo agli Stati in regola, Draghi avverte la sovranità si esercita cooperando non con un'uscita dall'Unione. La fotonotizia di centropagina, l'incontro, seconda giornata di lavori in Vaticano, il Papa, la Chiesa e donna, tolleranza zero sugli abusi, sanzionati i vescovi negligenti, un argomento che viene approfondito all'interno del quotidiano cattolico. Chi può fare male ai bambini non deve restare nel ministero. Sul rendere conto il secondo giorno del summit anti-abusi, le varie prese di posizione e poi l'intervento di Francesco, la donna è immagine della Chiesa. Andiamo sulla pagina del Levante del secolo XIX, l'Italia evita il declassamento ma per Fitch il governo rischia, TAV in Liguria, imprese e sindacati accolgono l'appello del Piemonte pronti alla serrata. La fotonotizia con i lupi che sono triplicati in Liguria, la regione vara un piano per sterilizzarli
questi gli esemplari che sono stati avvistati in provincia di Torriglia. Il richiamo anche sul secolo XIX, le parole del Papa, il genio femminile e il volto della Chiesa. Dalle pagine del Levante, conta la rovescia per la rotatoria dello svincolo A12 su via Moggia, il cantiere deve aprire entro marzo. E per quanto riguarda Chiavari, anche in via Prandini l'Aurelia avrà un rondò. E poi ancora dal secolo XIX, da Rapallo un prestito di 4.000 euro si trasforma in un'odissea, 2 indagati per usura. Sempre dal secolo e da Rapallo il cantiere sul lungomare, in arrivo le maxi travi per la copertura del San Francesco. Uno sguardo anche al titolo del Levante Sport, il primo posto, punto di partenza. Eramo col Piacenza, è un big match. L'Entella ha terminato il lungo inseguimento, ma per il centrocampista ora non cambia nulla. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi c'è Cristina Oneto. Grazie Emanuele, saluto a tutti i telespettatori. Abbiamo purtroppo un aggiornamento di cronaca: 3 giovani residenti tra Chiavari e Lavagna sarebbero rimasti feriti nelle prime ore del mattino di quest'oggi per un incendio in una mansarda avvenuto in Val d'Aosta, una mansarda Dante e Sant'André. Il rogo sarebbe scoppiato intorno alle 5:15 al terzo piano di una palazzina nel centro del paese, e i ragazzi che si trovavano all'interno, per evitare le fiamme, si sarebbero lanciati dalla finestra. Nella caduta a riportare le ferite più gravi sarebbe una ragazza di 21 anni, pare chiavarese, però sono tutte informazioni che dovranno essere confermate, attualmente ricoverata in rianimazione. Ferite anche per i suoi compagni in questa situazione di difficoltà. Le fiamme sarebbero partite, avrebbero completamente distrutto la mansarda, e quanto hanno rilevato i vigili del fuoco, che stanno operando sul posto per tutti gli accertamenti del caso. È escluso che le fiamme siano divampate dal camino, dalla canna fumaria. Sul posto naturalmente anche i carabinieri per tutte le indagini. Daremo informazioni più precise nel corso dei prossimi telegiornali. Lì nello studio. Grazie. Da questa sera torna nei palinsesti televisivi di Telepace il programma di approfondimento storico e artistico dedicato al territorio del Tigullio e non solo, condotto da Francesca Marini. Lo Scrigno delle Perle è il titolo della rubrica, che inizierà il suo percorso dalla Basilica dei Fieschi di San Salvatore. Sentiamo un'anticipazione. Lo Scrigno delle Perle è il nuovo programma che avrà appunto un appuntamento settimanale e riguarderà la storia del nostro territorio, ma con delle particolarità. Saranno non soltanto, o perlomeno non saranno interviste, ma immagini, documentari legati alla nostra storia e alla nostra vita passata e presente, in diverse zone del nostro territorio, nel Levante ligure e non solo. La particolarità è che questa volta questo programma sarà un insieme di quadri, di argomenti diversi, sottolineati appunto da una dicitura, e sarà molto importante la musica. Le immagini saranno accompagnate da una scelta musicale perché ciascuno di noi possa godere della bellezza sia delle immagini, dei nostri posti, e anche delle musiche che si adattano all'argomento. Cominceremo con la Basilica di San Salvatore dei Fieschi per spaziare poi di settimana in settimana su tutto il nostro territorio. Lo Scrigno delle Perle dunque in onda da questa sera, ogni sabato alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi, la prossima andrà in onda alle 19:15. Vi ricordo che trovate le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata e buona domenica.